Eccoci alla quarta corsa, un miglio per 4 anni, soltanto 5 dietro l'autostart. Corsa però piuttosto equilibrata, 1 Fiamma BFC, 2 Fashion Cup, 3 Figaro Griff, 4 Carpendale, 5 Fabergé B. In chiusura Fabergé B, il più giocato, Figaro Griff l'alternativa principale. Partenza con la velocità di Figaro Griff che si oppone a Carpendale, mentre all'esterno c'è Fabergé B. Scurva molto largo Carpendale e così Fabergé B va in schiena a Figaro Griff e Carpendale costretto all'esterno. Figaro Griff leader dopo i primi 200 svelti, 14,4, attacca Carpendale sulla retta delle scuderie, i due prendono un po' di vantaggio a Fabergé B, poi cerca di accodarsi Carpendale e riesce nell'operazione dopo 400 metri di gara al millimetro su Fabergé B. 27,9 i primi 400 con Figaro Griff che ha respinto Carpendale, poi Fabergé B, ancora Fiamma BFC, a seguire Fashion Cup. 43,3 i 600, si viaggia sempre all'andatura sostenuta nonostante il 15,4 in curva, da 1,12 appena abbondante, si arriva così al giro a metà gara in 57,5. Natura davvero molto sostenuta, un 14,2 davanti alle tribune per l'allievo di Alessandro Gocciadoro che continua a macinare l'andatura anche sulla curva e il chilometro se ne va in 1,12,5. Figaro Griff leader, Carpendale, poi Fabergé B che scatta a 500 dalla conclusione, Fabergé B avanza all'esterno, Figaro Griff in vantaggio, Fabergé che arriva cattivo, è rimasto fuori dallo strappo violento ma ha speso comunque anche lui nella parte iniziale, a contatto Carpendale, poi Fiamma BFC che sposta, insiste Fabergé B, cerca di mettere in difficoltà Figaro Griff e riesce a passare all'ingresso in addirittura d'arrivo, avanza anche Fiamma BFC, è passato intanto Fabergé B su Figaro Griff che è un po' in difficoltà nel finale, Fabergé B si allunga per vincere nettamente il secondo posto sul palo e ancora per Figaro Griff che precede Carpendale. 1,12,5 ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere, prestazione superba per Fabergé B che batte un comunque tonico Figaro Griff che a sua volta tiene botta al tentativo finale di Carpendale. Il successo quindi per Maurizio Cheli, Fabergé B, Massimo Trevellin al training per i colori del signor Massimo Nelti.